Il Villalba per sperare dell'ultimo passo falso della San Paolo Ostiense impegnata in casa contro il Grifone. La Giovanni Castello invece per dare una nota dolce ad una stagione amara. Amici di Gazzetta Regionale, benvenuti al Ferraris, va in scena l'ultima giornata della categoria Under 16. Ceccarelli dalla sinistra, mette dentro Budassi, non arpiona, allora arriva Campoli che va col mancino. Paragoia, primo squillo dei padroni di casa. Petti avanza palla al piede, serve Ascoli, Ascoli si gira, va col destro, esterno della rete. Squilla anche la Giovanni Castello. Rossi conquista un ottimo pallone sulla tre quarti. Serve dentro Budassi che si avvita di testa, ma deposita fuori. Campoli, ancora il numero 8. 1-2 con Budassi, Campoli davanti a Goia, Campoli! Manda clamorosamente fuori, occasionissima per il Villalba. Budassi dalla sinistra, mette dentro, libera la difesa avversaria, Puccica in qualche modo prende la traversa, il pallone rimane lì, Rossi! Spara addosso a Goia, il Villalba si sta divorando l'impossibile. Sbaglia la costruzione dal basso, la difesa di casa, conquista Conti, serve Petti che si libera bene, l'avversario va Petti, tiro debole e centrale, Paramanna. Campoli dalla destra, 1-2 in qualche modo con Rossi, ancora Campoli mette dietro per Budassi che controlla, Budassi! Calcia fuori! Datri conquista un pallone a centrocampo, avanza il numero 4, serve Rossi, Rossi davanti a Goia, Rossi! Goia para ancora! Ottavo minuto sul cronometro della ripresa, Rossi penetra dentro l'area, cade giù sul contatto di Fiori, calcio di rigore per il Villalba! Dal dischetto, Laurenti contro Goia, parte Laurenti, Goia intuisce ma non para, Laurenti fa gol all'8° minuto, il Villalba è avanti. Calcio di punizione per gli ospiti, Di Gregorio per il pareggio, parte il numero 8, pallone che termina di pochissimo alto. Puccica, tocca per Budassi, si gira Budassi, calcia largo. L'arbitro interrompe il gioco alla mezz'ora per estrarre 2 cartellini rossi ad entrambi i mister, forse per qualche parola volata di troppo. Puccica, serve Frizzi, Frizzi per chiuderla, va Frizzi, Paragoia. Intanto la San Paolo Ostiense ha perso 4-1 contro il Grifone, terminano i 6 di recupero, finisce qui, il Villalba conquista i playoff!